Buongiorno, oggi siamo a Loreo, in provincia di Rovigo, davanti il Teatro Zago. Venne costruito nel 1891 utilizzando la struttura della chiesa sconsacrata dei santi San Pietro e Santa Monica. Progettista e direttore dei lavori fu l'ingegnere e architetto Guglielmo Zangirolami. Il teatro fu dedicato all'attore veneziano Emilio Zago, attivo tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del Novecento. Nel 1913 fu ristrutturato e realizzata la facciata in stile Liberty. Con questo intervento il teatro poteva ospitare 250 posti in platea e 120 nella loggia superiore. Internamente la sala venne decorata con allegorie musicali e ritratti di grandi compositori dal pittore Gino Albieri, originario di Cavarzere. Nel 1962 fu utilizzato in prevalenza come cinema, fino alla chiusura nel 1981. Con il restauro, terminato nel 2018, l'edificio è tornato alla sua originaria funzione di teatro. All'interno, nella loggia superiore, si trova un'esposizione permanente sulle sue vicende storico-artistiche e architettoniche.